Stefano Sarrizzu, complimenti, match winner della finale playoff regionale contro il Tempio. Il Monastir prosegue la stagione, una gara equilibrata, difficile, l'avete vinta perché comunque avete creato diverse occasioni, anche il Tempio, però quella decisiva a fuga di Santoro, lì l'hai seguita e non potevi sbagliare nell'appoggio. Sì, dai, siamo stati bravi, soprattutto in quell'azione che poi è quella che ha deciso la partita. Ha fatto una grande discesa Giacomo, che è arrivato a dicembre a darci una grossa mano. Peccato che non siamo riusciti a raggiungere il primato, perché secondo me questa squadra avrebbe dovuto meritare di più, ecco. Al di là di qualche piccolo inciampo che ha avuto e qualche risultato che non è arrivato, abbiamo perso la possibilità di arrivare primi, anche se fino a dicembre lo eravamo, però ce la stiamo giocando tramite playoff. Oggi siamo stati bravi, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra contro comunque una squadra forte, fastidiosa, messa bene in campo. Il campo oggi si poteva giocare anche se era un campo abbastanza pesante, però diciamo che siamo stati bravi tutti, siamo stati bravi sia nel creare le giuste azioni come quella che ci ha portato il gol, come siamo stati bravi anche a soffrire come una vera squadra. Ecco, infatti avete sofferto e difeso il vantaggio e avete chiuso per la 23esima volta senza subire gol, quindi sapevate che con questi numeri basta segnare che in genere poi voi vincete. Sì, anche la nostra difesa, ripeto, abbiamo fatto un ottimo campionato, la nostra difesa in primis, non si discute, i numeri parlano da soli. Proprio per quello è un peccato che non abbiamo raggiunto il massimo risultato, però il calcio è anche questo, molte volte non tutto ciò che semini riesci a raccogliere, però oggi, ripeto, comunque è una grande soddisfazione, siamo felici per noi stessi, per i nostri tifosi che sono venuti da lontano a seguirci, e quindi questo alla fin fine è un ottimo risultato finale, anche se adesso poi ci toccheranno i playoff, un altro step importante, però intanto in ambito regionale abbiamo dimostrato chi siamo. Con Stefano, tra l'altro, qualcuno si dimentica che tu i playoff li hai vinti, i regionali, hai vinto anche quelli nazionali. Con la Torres, col presidente Secchi, che oggi l'hai fatta andare a casa triste. Col presidente ho un bellissimo rapporto, mi ha portato alla Torres. Lui ha creduto tanto in me, assieme al direttore sportivo, ho fatto 2 anni e mezzo bellissimi lì, non me lo dimenticherò mai. Io con lui ho un bellissimo legame, quest'anno mi ha chiamato per tanti motivi ho fatto altre scelte. Faccio comunque un grosso in bocca al lupo a loro per il loro futuro e comunque, perché comunque sono un'ottima squadra, anche oggi, anche pur avendo vinto noi, hanno dimostrato anche loro di essere un'ottima squadra con ottimi giocatori che comunque ci hanno dato filo da torcere. Stefano, per questi spareggi cosa ci vuole? Perché con la Torres comunque eravate in una grande condizione fisica, c'era un grande trasporto anche della città, c'era tutto un entusiasmo che vi ha portato al traguardo, siete un'ottima squadra, non giocavate da un mese, avete fatto un'ottima partita, cosa ci vuole? Perché adesso dovete aspettare qualche altra settimana. Ci vuole quello che tutti i giocatori hanno quando, diciamo, hanno grandi risultati, la voglia di vincere, la fame, quella non ci stanno altre motivazioni, diciamo. È vero, sicuramente la cornice di pubblico, una piazza ti stimola di più, però anche noi abbiamo i nostri tifosi che vederli oggi, anche se magari non saranno in 5.000, fa comunque piacere, ti stimola, ti porta a prendere il proprio lavoro ancora più seriamente, perché significa che non siamo soli, e quindi, ripeto, parte tutto da noi e finisce tutto da noi. Dobbiamo entrare in campo con la stessa fame di oggi, perché anche se molte persone dicono siamo una squadra, diciamo, costruita per vincere, di vincere non è mai scontato da nessuna parte. Ho visto un sacco di squadre ogni anno che hanno speso tantissimo, che avevano nomi su nomi e non hanno manco fatto i playoff. Invece noi abbiamo una squadra qui ripeto, tutti i ragazzi che si mettono a disposizione del gruppo, del mister, delle scelte, e chiunque entra fa un'ottima prestazione. Stefano, che Monastir vedremo agli spareggi, sempre così in palla, sempre così convinto di... Beh sì, arrivati a sto punto abbiamo fatto 30, facciamo 31, quindi ripeto, sono sicuro che faremo parlare di noi. Poi nel bene e nel male non sappiamo mai quello che può succedere, però sicuramente non mancherà la voglia di vincere, la voglia di dimostrare il nostro valore. Dedica a questo gol? A mia madre, oggi è la festa della mamma e Perfetto. anche l'anno scorso uguale. Ho fatto il gol dello spareggio che ha portato alla vittoria del campionato, la dedico sempre a lei, ma a prescindere da tutto, perché è la persona più importante della mia vita. Ecco, mi viene in mente lo spareggio era con la Maccarese, giusto? Sì, che sì.
pare che non sia poi la prossima vostra avversaria perché ha perso con la Civitavecchia. L'importante, ripeto, non mi interessa chi sfidiamo, mi interessa questo gruppo è forte, quindi è un'arma in più. Complimenti Stefano. Grazie.